Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un imprenditore residente a Parabiago per reati fallimentari, fiscali, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito e confiscato beni immobili e mobili a lui intestati per un valore di oltre 70.000 euro. Le indagini sono state originate dalle denunce presentate da ex dipendenti di due imprese del settore calzaturiero, poi fallite, contro l'amministratore delle società per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte per presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono state accertate la distruzione e l'omissione di scritture contabili obbligatorie, distrazione di ricavi di cassa per oltre 2,5 milioni di euro e l'indebitamento per via del mancato pagamento all'erario agli enti previdenziali e ai dipendenti per oltre 1 milione di euro. E continuiamo con la cronaca. Intervento notturno dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco a Varese presso la clinica Le Terrazze in via Medaglie d'Oro. Qui, attorno all'1 della scorsa notte, un motore di emergenza si è attivato, svegliando tutto il quartiere con il suo rumore forte e continuo. È stato spento alle 2:30 grazie all'intervento delle forze dell'ordine e i varesini hanno potuto così riprendere a dormire. Una settimana tra Varese e Milano, ospite dell'Università dell'Insubria. Il genio matematico Terence Tao è protagonista in questi giorni di una serie di eventi sul territorio, dove rimarrà fino a venerdì. Il 46enne professore dell'Università della California di Los Angeles, genitori cinesi, origini australiane e cittadino statunitense, è il vincitore della prima edizione del Ritzman Prize. Riceverà una scultura di Marcello Morandini e una medaglia d'oro. Questa mattina Tao ha incontrato i giovani del liceo scientifico Ferraris di Varese. Domani sarà a Villa Töplitz e poi nel pomeriggio nella sala napoleonica del Palazzo di Brera a Milano. Giovedì e venerdì appuntamenti nell'aula magna dell'Università dell'Insubria e poi finale ai giardini estensi. Rudy Collini è il nuovo presidente di Uniascom Varese. Andiamo a sentirlo nel servizio di Emanuela Spagna con le immagini di Agenzia Blitz. Presidente Collini, buongiorno. Veniamo da una situazione del commercio molto difficile dopo il periodo della pandemia. Come pensate di aiutare le imprese a superare questo stallo e a prendere al volo la ripresa? Sì, allora arriviamo sicuramente da un periodo difficile dove il mondo del terziario, quindi del commercio tradizionale, del turismo, dei servizi e delle professioni è stato più di altri settori colpito in modo estremamente pesante. Le azioni da fare sono tante, è chiaro che il mondo del commercio già con la ripartenza, il fatto di non aver chiuso la propria attività ha dato segnale e volontà di continuità, di credere nel lavoro, di credere nell'impresa e di continuare a sopravvivere nel bene del territorio. Si chiede chiaramente sempre supporto alle amministrazioni, si chiede supporto alle istituzioni. Abbiamo una sfida importante che ci attende, che è quella del PNRR, quindi saranno tante le risorse che arriveranno sul territorio che potranno aiutare le imprese a un nuovo rilancio, un nuovo volano per il futuro. Per fare questo però abbiamo bisogno di metterci in rete, tutto il territorio si deve mettere in rete, non bastano solo dei soldi che arrivano, ma ci vogliono delle progettualità trasversali che coinvolgano le istituzioni, che coinvolgano il mondo dell'economia, che coinvolgono le banche, che coinvolgono le istituzioni anche universitarie e scolastiche. Ecco, questo è quello sul quale noi lavoreremo come Confcommercio. E chiudiamo con lo sport. Nel basket il fuoriclasse argentino Luis Scola, terminata la carriera sul parquet delle Olimpiadi dopo una stagione a Varese, ha accettato il ruolo di amministratore delegato proprio dell'OJM. Scola avrà ampio mandato dirigenziale e si occuperà sia dell'area tecnica, sia del market e sia del settore giovanile. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!